Siamo a Messina sul pullman che va a Villafranca di Rena via Autostrada. È un pullman snodato in due elementi, percorre l'autostrada Messina-Palermo per arrivare a Villafranca di Rena, dove una volta arrivava il tram, il vecchio tram, uno dei primi tram della Sicilia, costruito a Messina da una ditta belga. Adesso quella stessa linea è servita da questo pullman che non passa più dalla litoranea come passava il tram, ma passa sopra i Peloritani, scavalca i Monti Peloritani attraverso l'autostrada Messina-Palermo. Stiamo attraversando piazza Palazzo Reale. Qui c'era una volta il Palazzo Reale di Messina, un edificio tutto bianco di 4 piani. Questa è la via 1 settembre, ricorda la strada della rivoluzione del 1 settembre 47, quando i messinesi, 4 mesi prima della rivoluzione del gennaio 48 di Palermo, tentarono di catturare tutto lo Stato Maggiore borbonico che si riuniva in piazza Duomo. Con questo colpo di mano i messinesi volevano dare inizio alla rivoluzione contro i Borboni per l'indipendenza della Sicilia, per ritornare all'indipendenza che avevano già conquistato con le costituzioni del 12 e del 20. Il pullman è molto grande, in questo momento è semivuoto. Sta percorrendo tutta la via 1 settembre, stiamo per entrare in piazza Duomo. Questo è il palazzo dell'arcivescovano, all'incrocio del Viale Garibaldi. Le macchine sono parcheggiate in terza fila sulle strisce in curva. La città che ha 260.000 abitanti con una quantità di automobili impressionante, parcheggiate in tutti i posti, non c'è spazio per parcheggiare tutte le macchine, sono messe anche negli angoli delle strade, non si riesce a trovare posto, nonostante ci siano dei parcheggi pochi, per la verità, moderni, ma a pagamento. Ecco, siamo qua in piazza Duomo a Messina. Stiamo passando davanti al liceo Mauro Riva, che è uno dei licei storici della città di Messina. Questo di Sant'Anno è il palazzo della provincia.
nella piazza del potere, Palazzo della Provincia, Galleria Vittorio Emanuele, il municipio. Lì accanto il Palazzo delle Poste che è stato acquistato all'università. C'è un'altra fermata prima. C'è un'altra fermata? Quando giro dove stiamo proprio? Dove c'è quella luce là? Va bene là? Va bene. bene. Che deve fare? No, lo stesso. In base dove andare, ecco, No, io là in prefettura devo andare. Per me poi scendi pure qua, ci devo più. Va bene, grazie. Arrivederci. Questa è la Villa Mazzini. E questa è la moto. Via di Porto, Torrente Boccetta. Questo è l'incrocio più trafficato della Sicilia. Da qua incrociano tutte le auto che vengono dalla Caronte, dai traghetti privati che vanno sull'autostrada. Questo è l'ingresso dell'autostrada Messina-Palermo, e da qui poi anche via tangenziale si va anche a Catania. E qua di fronte a noi il porto di Messina con la Madonnina. Stasera c'è un vento fortissimo. Oggi 3 marzo 2012. Il faro che spara la sua luce, il faro della falce del porto.